Bene, oggi ci occupiamo un po' delle novità introdotte dal decreto legge 157 del 2021, dell'11 novembre 2021, cosiddetto decreto antifrode, che in pratica ha avuto degli effetti su tutti quelli che sono i bonus nel settore, i bonus fiscali nel settore dell'edilizia. E allora si è intervenuti con questo decreto antifrode sul decreto legge 34 2020, quello famoso dell'anno scorso, il decreto appunto rilancio che è stato emanato per contrastare un po', se così possiamo dire, gli effetti negativi della pandemia da Covid-19. Questo decreto, agli articoli 119 e seguenti, il decreto 34-2020, ha previsto tutta una serie di incentivi per coloro i quali sostengono delle spese di ristrutturazione di immobili oppure di efficientamento energetico sugli edifici. E in pratica prevede fondamentalmente, tra le novità più importanti, oltre ai classici bonus per detrazione edilizia, per esempio per interventi sul patrimonio edilizio in ristrutturazione ordinaria e straordinaria del 50%, oppure di efficientamento energetico del 65% e più, prevede anche l'introduzione del super bonus al 110%. L'articolo 119 appunto prevede questo super bonus che alla fine si sottodistingue in due tronconi differenti. Quello riguardante il sisma bonus cosiddetto, cioè il bonus per gli efficientamenti che rendono l'immobile per esempio migliore a livello antisismico, e l'eco bonus che riguarda il miglioramento a livello energetico dell'immobile. Diciamo che questi bonus sono stati sotto la lente di ingrandimento del legislatore perché sono verificati, come dicevamo, dei casi di frode, e allora il legislatore è intervenuto fondamentalmente col DL 157 del 2021 dell'11 novembre, che poi è entrato in vigore il giorno successivo perché pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 12 novembre, inserendo fondamentalmente delle misure più stringenti, cioè nel senso sono previste maggiori controlli a preventivo per poter usufruire di questi bonus. Tant'è che subito si è espressa l'Agenzia delle Entrate con la circolare 16E del 29 novembre scorso, nella quale circolare si è fatto un po' il punto di ciò che è necessario avere per poter sfruttare questi bonus, cioè sono richiesti ulteriori documenti che prima non erano richiesti, quindi c'è uno spartiacque. Diciamo, i lavori effettuati fino all'11 novembre in qualche modo sono più agevolati a livello di modulistica, mentre invece i lavori effettuati dal 12 novembre in poi hanno bisogno di ulteriori interventi a livello di controllo da parte dei soggetti deputati a questo. Allora la circolare 16E prende in considerazione le novità introdotte in tema di super bonus 110. Super bonus 110 è stabilito dal decreto antifrode che anche laddove il contribuente intendesse per esempio usufruire direttamente, personalmente, in dichiarazione dei redditi della detrazione fiscale, è necessario l'apposizione del visto di conformità da parte di un professionista abilitato, per esempio un commercialista oppure un responsabile di un centro assistenza fiscale, i CAF, che attesti che realmente i lavori sono stati eseguiti, che i documenti sono tutti in regola e che ci siano anche dei prezzi congrui su quelli che sono i lavori, le spese effettuate. Questo per quanto riguarda il super bonus. Quindi questa è una novità, perché prima questa attestazione veniva richiesta soltanto in caso di cessione del credito a un soggetto terzo, per esempio una banca o le poste, oppure di sconto in fattura richiesto appunto dal committente. Ora col decreto antifrode il visto di conformità è previsto anche laddove il contribuente volesse utilizzare personalmente nella propria dichiarazione la detrazione fiscale. C'è soltanto un'eccezione a questa regola generale, cioè quando il contribuente presenta la propria dichiarazione in proprio autonomamente, cioè utilizzando i servizi offerti accedendo al cassetto fiscale dell'Agenzia delle Entrate, quindi con la dichiarazione dei redditi precompilata, oppure quando si avvale di assistenza fiscale del sostituto d'imposta, per esempio perché il lavoratore è dipendente e si avvale del sostituto d'imposta. In questi due casi, solo in questi due casi, non è richiesto il visto di conformità per l'utilizzo del bonus direttamente in dichiarazione dei redditi, e questo si spiega per il fatto che tutti i controlli possono essere già fatti dall'Agenzia delle Entrate a priori, perché già ha tutti i documenti necessari.
E la circolare appunto 16E interviene anche sui bonus cosiddetti minori, no? Al di fuori del super bonus abbiamo quelli classici, il bonus per esempio per la ristrutturazione dell'immobile, oppure per esempio per l'efficientamento energetico, l'installazione di colonnine di ricarica, cioè sono tutti quei bonus che diciamo hanno percentuali più basse, inferiori rispetto al 110, che vanno dal 50 al 65 al 75%. In questi casi diciamo anche qui c'è stato un intervento da parte del decreto antifrode ed è previsto che nel caso di cessione del credito e di sconto in fattura richiesto dal committente, quindi dal beneficiario del bonus fiscale, è necessario richiedere il visto di conformità diciamo, di cui abbiamo detto prima, e anche l'attestazione di congruità dei prezzi praticati dai vari soggetti. Quindi alla fine la circolare praticamente fa un riassunto di tutte queste novità, stabilendo che con una matrice, proprio c'è una matrice riportata alla fine della circolare, dove si prevede cosa era previsto prima del decreto antifrode e cosa è previsto dopo. Quindi diciamo, per fare un riepilogo, nel super bonus, per fruire del super bonus delle detrazioni fiscali, è necessario ormai il visto di conformità di un professionista, un responsabile del CAF, che sia autorizzato e abilitato a rilasciarlo. Mentre invece per quanto riguarda i bonus ordinari, il visto di conformità è richiesto solamente nel caso di cessione del credito a terzi, banche, istituti finanziari o poste italiane, e nel caso di sconto in fattura. Peraltro, per quanto riguarda la congruità dei prezzi, ci si deve rifare ai prezzi che sono stabiliti per esempio diciamo, da un decreto dell'agosto del 2020, già diciamo, prevedeva questo, ma addirittura si dice che il decreto antifrode prevede un emanando decreto da parte del Ministero della Transizione Ecologica, che ad oggi ancora non è stato emanato e che stabilirà dei prezzi massimi diciamo, degli importi dei lavori stessi.